Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Sparatori in piazza Montana a Catania, svolta nelle indagini, in manette un minorenne salgono a 3 gli arrestati alla base dello scontro, dissidi interni tra i clan per il controllo del territorio. Catania, un agguato in discoteca tra 2 clan rivali finisce in sparatoria. Dopo mesi di indagini 3 persone sono state arrestate per tentato omicidio. Il racket a Palermo non si ferma, nuove intimidazioni a 2 commercianti dello Zen, una sfida aperta allo Stato a pochi giorni dalla visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in città. C'era anche una pistola con matricola Brasa sottratta e sotterrata nel giardino della villetta di Francesco Burraffato, ex primario di Castelvetrano, che ha favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Trovati anche reperti archeologici illegali, il medico di 84 anni è finito ai domiciliari. Il sindaco di Serra di Falco, eletto per il 3° mandato nonostante la legge glielo impedisca, si difende e rilancia. Tutto legittimo, io non mi dimetto. Il caso riaccende lo scontro nel centrodestra siciliano. Eros Ramazzotti conquista il pubblico siciliano tutto esaurito allo stadio Franco Scoglio per il concerto del cantautore romano. Calcio, il Catania alle prese con il nodo allenatore, sfumato anche Di Giorgio, la dirigenza rossazzurra vira sui nomi di Longo e Gorgone. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con una notizia dell'ultima ora. Un'auto ha invaso la carreggiata opposta superando 3 veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una donna è morta, la vittima si chiamava Mirella Nicoletta Rasu e aveva 41 anni. Il compagno è stato portato al pronto soccorso sotto shock gli altri ciclisti. Tutto questo è accaduto a Pioppo, alle porte di Palermo. I 2 superstiti hanno raccontato la dinamica dell'incidente agli investigatori, adesso indaga la procura di Palermo. Ovviamente su questa notizia vi daremo ulteriori aggiornamenti sia nel corso di questa edizione del telegiornale sia nelle prossime edizioni del nostro notiziario. Adesso andiamo a Catania, la sparatoria in piazza Montana, salgono a 3 gli arrestati da polizia e carabinieri. 2 video che vi mostreremo nel servizio hanno permesso di risalire agli autori di un vero e proprio duello in stile cavalleria rusticana alla base del conflitto, i dissidi interni tra i clan. Il servizio è di Tonino De Mana. Salgono a 3 gli arresti per la sparatoria di piazza Beppe Montana avvenuta l'11 giugno scorso a San Giovanni Calermo. Approfondite indagini e la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori del conflitto a fuoco pare innescato da fazioni interne al clan Cappello Bonaccorsi. In questa scena sembra di assistere ad un vero e proprio duello rusticano. Si spara, si risponde al fuoco e si rimane feriti. Nello stesso video si vede un altro protagonista che arma in pugno si destreggia per poi rifugiarsi dietro il chiosco bar. Quasi 30 i bossoli rinvenuti a ridosso della piazza. E da quella piazza, come in un film d'azione, si era allontanato il gruppetto in scooter con targhe occultate intercettate in via San Paolo dai carabinieri del radiomobile e della compagnia di Gravina. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto dal mezzo lanciando in un terreno circostante una pistola calibro 9x21 con il colpo in canna risultata rubata. L'uomo indossava una protezione balistica rudimentale realizzata artigianalmente con libri, coperte e nastro isolante. Il bilancio dell'operazione di 3 arresti eccellenti, tutti legati, come detto, allo stesso clan. Il primo arrestato è accusato di tentato omicidio, porto d'armi ed evasione dai domiciliari. Nella stessa notte è finito in manette un minorenne rimasto ferito nel conflitto a fuoco e poi trasferito nel carcere di Bicocca. Infine, lo scorso 17 giugno, la squadra mobile ha rintracciato il terzo giovane che durante la sparatoria si era appostato dietro al chiosco bar. Non si esclude che altri giovani possano essere coinvolti nell'indagine che ha visto impegnati polizia e carabinieri. Ci sono 3 persone arrestate per la sparatoria avvenuta lo scorso 15 febbraio a Catania, durante la quale è stato ferito un 24enne. Alla base un regolamento di conti per una lite scoppiata in discoteca tra 2 gruppi rivali, uno vicino a Santa Paola, l'altro legato al clan Cappello Bonaccorsi. Il servizio di Emanuela Corsi.
C'è una svolta nel tentato omicidio di un 24enne trovato riverso a terra e sanguinante da alcuni residenti in via Fava a Catania. 3 persone sono finite in manette, tra cui la stessa vittima. I fatti risalgono alla notte del 15 febbraio scorso. A monte della sparatoria ci sarebbe stata una banale lite tra giovani avvenuta all'interno della discoteca ex Dogana, durante la quale il fratello minore della vittima, vicino alla famiglia Santapaola, e un altro minorenne, nipote dell'esponente di Cosa Nostra catanese, sono stati pestati da alcuni giovani di San Giovanni Galermo, vicini invece al clan Cappello Bonaccorsi. Appresa la notizia, il 24enne e altre 5 persone si sarebbero recate a bordo di 3 motociclette dal quartiere di San Giorgio in via Capopassero per regolare i conti. Ad attenderli il gruppo rivale che controlla il rione, tra cui 2 arrestati armati di mitra e Kalashnikov. Da lì è nato uno scontro a fuoco e un inseguimento. Sono le 3:40. In queste immagini delle telecamere di videosorveglianza vediamo le 3 moto, in una delle quali viaggiava il 24enne, inseguite dalle auto. In prossimità dello stadio Massimino, all'angolo con via Fava, il giovane scende dalla moto e si lascia cadere a terra dopo essere stato colpito alla spalla destra. Gli altri fuggono. Alcuni residenti hanno chiamato poi i soccorsi e la vittima è stata portata all'ospedale Garibaldinesima. Il 24enne è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco, gli altri 2 dovranno rispondere anche di tentato omicidio. Adesso andiamo a Palermo. Le nuove intimidazioni avvenute ieri nel quartiere Zen suonano come un'ulteriore sfida allo Stato a pochi giorni dalla visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in città. Il servizio di Manlio Viola. La nuova mafia di Palermo Nord sfida lo Stato e lo fa apertamente, senza arretrare di 1 millimetro. Sembra essere questo il messaggio lanciato con le 2 nuove intimidazioni che ieri nel quartiere Zen hanno preso di mira non grandi esercizi commerciali, ma i barbieri. Una bottiglia incendiaria con la richiesta di pizzo è stata lasciata davanti al barbiere dello Zen e a Total No Limit Look, di fatto i 2 saloni maschili del quartiere. Una richiesta estorsiva che difficilmente potrà essere evasa, visto che, a prescindere, 5.000 euro di pizzo richiesti ad un barbiere non sarebbero comunque sostenibili. Ma il messaggio è chiaro: gli annunci di nuove telecamere e dell'arrivo di rinforzi per le forze dell'ordine promessi durante la visita del ministro Piantedosi, gli arresti per la prima ondata di bottiglie e intimidazioni non fermeranno la recrudescenza del racket, che invece continua ad allargare l'area delle proprie intimidazioni. Un clima sempre più preoccupante, a fronte del quale però c'è un nuovo segnale di resistenza. Anche allo Zen gli esercenti denunciano subito. Una novità non da poco, visto che proprio durante la sua visita Piantedosi aveva lanciato un appello proprio alla denuncia. Una sfida dopo gli incendi dolosi che hanno distrutto ben 2 depositi auto della Sicily Bycar e dopo le sventagliate di Kalashnikov contro ristoranti e parcheggi, che lo Stato non può permettersi di perdere, perché significherebbe lasciare il controllo del territorio a questa nuova generazione di una mafia che non è mai cambiata nel mandamento della Piana dei Colli. Nel giardino della villetta dell'ex medico di Castelvetrano, Francesco Burrofato, arrestato come favoreggiatore del boss Matteo Messina Denaro, saltano fuori anche beni archeologici e una pistola con matricola a brasa. Il servizio di Laura Spanò. Così come la famiglia Messina Denaro, anche l'ex chirurgo Francesco Burrofato, finito ai domiciliari su disposizione della Procura di Trapani, amava i reperti archeologici. Nella villetta di via Salita Sant'Anna, Erice, perquisita dal ROS nell'ambito delle indagini sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, sono stati rinvenuti occultati nel giardino 35 tra elementi e frammenti litici di varie forme e dimensioni, 14 frammenti di selce, un vasetto miniaturistico frammentato in 2 pezzi, 31 monete di varie epoche, zecche e metallo, 2 punte di lancio e un orecchino in oro e perle. Accanto a questi beni c'era anche una pistola 38 Special marca Taurus Brasil con matricola, brasa e 12 proiettili calibro 38. Burrofato è indagato oltre che per favoreggiamento e procurato in osservanza della pena anche per detenzione di beni archeologici e arma. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto Burrofato non ha risposto. Per arrivare alla cosiddetta zona grigia, magistrati e investigatori di Palermo sono partiti da coloro che hanno fornito l'identità, hanno dato al boss la possibilità di curarsi, sono passati dalle amanti, dalle compagne, fino ai familiari. Con Burrofato l'attività investigativa ha alzato il livello di ricerca delle complicità che hanno protetto il boss. Il medico è stato anche il compare di nozze della figlia maggiore di Messina Denaro, Rosalia, e Filippo Buttadauro. Un matrimonio da favola, racconta chi vi partecipò. La cerimonia si tenne alla favorita di Marsala, più di 700 gli invitati che banchettarono bevendo fiumi di champagne e cristal.
Adesso a Catania si presenta in gioielleria spiegando di voler regalare una collana alla compagna. Dopo averne visionate alcune, una coppia però ha annunciato che sarebbe ritornata più tardi per concludere l'acquisto. In realtà, approfittando di un attimo di distrazione dei commessi della gioielleria, sono riusciti a nascondere i gioielli del valore di 5.000 euro nella borsa della donna. Poi sono stati incastrati grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'attività commerciale. Adesso la pagina politica, lo scontro all'interno del centrodestra siciliano va in scena all'interno della trasmissione Il Punto, con l'occasione la vicenda del sindaco di Serra di Falco, eletto per un terzo mandato nonostante la legge glielo impedisca. Una cosa resta possibile secondo i detrattori, da coperture politiche interne alla coalizione e nello specifico della Lega. Sentiamo il servizio di Manlio Viola. Non c'è pace nel centrodestra siciliano. Fra le tante cose che i partiti si sono detti nel vertice di maggioranza della scorsa settimana c'è anche un vulnus politico, ma anche normativo, che rischia di mandare gambe all'aria alle istituzioni siciliane. Protagonista un sindaco della Lega, Leonardo Burgio, rieletto per il terzo mandato a Serra di Falco, comune sotto i 15.000 abitanti, e proclamato sindaco nonostante la legge regionale lo vieti. Lui si fa forte della normativa nazionale che lo consente e di una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato una legge della Valle d'Aosta che voleva vietarlo come la Sicilia. Uno scontro andato in scena durante la trasmissione Il Punto di ieri. Lui le oltraggia le istituzioni, perché se tu c'è una legge che dice che non ti puoi candidare, non ti candidi, punto. Se ti candidi dovrebbe intervenire qualcuno a prenderti con la camicia di forza e ti mette fuori, perché non è consentibile dare questo esempio negativo. Ma Burgio non intende dimettersi e considera il suo comportamento legittimo in forza della legge, nonostante tutti lo accusino di farsi forte soltanto della copertura politica della Lega. La sentenza della Corte Costituzionale non lascia assolutamente libera interpretazione. Appena ti dimetti, me lo dici, allora, che io vengo da te e ti stringo la mano. Allora, però le chiedo una cortesia, se invece un giudice dovesse darci ragione, lei può venirmi ugualmente a stringermi la mano? No, riconoscerò Grazie. Che sei un sistema malato. Poi si aprirebbe un altro problema, che il voto dell'Assemblea regionale siciliana dinanzi a una sentenza della Corte Costituzionale non vale niente. La vicenda di Serra di Falco in provincia di Caltanissetta rischia adesso di essere l'esempio plastico del clima che si respira nella coalizione e più in generale nelle istituzioni siciliane. Un trentenne, Giuseppe Maria Granata, è morto in un incidente stradale ad Alia, sulla strada statale Palermo-Agrigento. L'uomo a bordo di un quad ha perso il controllo del mezzo, che si è capovolto. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non sono riusciti a rianimarlo. È un imprenditore catanese da tempo trasferitosi in Lombardia, il pirata della strada, che venerdì scorso in Versilia era fuggito senza fermarsi per prestare soccorso dopo aver travolto lo scooter su cui viaggiavano due ragazzi, uccidendo un 17enne, Gabriele Martini. Dopo aver abbandonato il suo Range Rover, Luigi Giordano si è costituito ed è stato arrestato per omicidio stradale. Abbiamo ancora argomento: inaugurata la nuova sede della ITS Academy di Catania, nello storico e popolare quartiere di San Cristoforo. Nel percorso di studio avviato per gli studenti, particolare attenzione a tecnologie verdi e innovazione. Il servizio di Orazio Longo. Della parte opposta. Sì, deve indirizzarsi, si giri, ecco. C'è anche l'arcivescovo di Catania a provare gli impianti di uno dei laboratori della nuova sede dell'ITS Academy di Catania, una struttura costruita in uno dei quartieri storici e popolari della città, San Cristoforo, che vuole offrire una formazione moderna e interdisciplinare, con particolare attenzione alle tecnologie verdi e all'innovazione. Una sede completamente autonoma, indipendente dalle altre istituzioni. Incominciamo ad essere presenti sul territorio con un intervento importante, con tanti laboratori. È una bella notizia anche la rigenerazione, riqualificazione di spazi urbani e rigenerazione di un tessuto urbano, quello di questo quartiere nella zona di via Plebiscito, che permetterà anche a tutto ciò che vive attorno di rinascere, di rivivere. Alla cerimonia di inaugurazione il vicepresidente della Regione San Martino e il sindaco Trantino, a sottolineare il valore della condivisione di un progetto e della realizzazione
realizzazione di un sistema di crescita. Il cuore di San Cristoforo si recupera un bene della regione siciliana e lo si consegna a una fondazione che ha, grazie al ministro Valditara, ricevuto un finanziamento PNRR per la riqualifica, ma soprattutto per l'innovazione tecnologica che offriremo ai ragazzi degli istituti comprensivi del territorio catanese che vogliono approcciarsi al mercato del lavoro nei temi della mobilità, della sostenibilità, ma soprattutto dell'occupazione reale post diploma. Nel corso dell'evento è intervenuto in collegamento anche il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. E adesso vi raccontiamo di un nuovo centro aggregativo giovanile che è nato a Ragusa. È stato realizzato nell'ambito del progetto Zero to Hero per contrastare l'isolamento e il malessere giovanile. Ci racconta tutto Veronica Barbarino. L'unione fa la forza, uniti siamo tutto. Questa scritta riemersa durante i lavori di ristrutturazione è oggi il simbolo di un progetto che guarda al futuro dei giovani. Dal recupero di uno storico edificio in centro a Ragusa prende vita il nuovo spazio aggregativo per ragazzi, promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista e sostenuto dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Noi qua vogliamo fare comunità, vogliamo creare socialità, vogliamo che tutti si sentano un'unica famiglia, che insomma tutti possono vivere la loro dimensione ed esprimersi come meglio possono. Ci sarà tanto ascolto, tanto accompagnamento, ma saranno comunque loro, come dire, ad autocostruirsi e noi ad essere compagni di strada. I ragazzi tra i 10 e i 17 anni non saranno quindi solo semplici utenti, ma parteciperanno attivamente nella gestione, l'uso e la responsabilità degli spazi. 11 stanze e un giardino in cui portare avanti laboratori creativi e digitali, percorsi sportivi e iniziative culturali. Un intervento che restituisce non solo un immobile recuperato, ma soprattutto un nuovo punto di riferimento in città. Adesso parliamo della città di Custonaci e del suo territorio, che entrano a pieno titolo tra le mete ambientali più apprezzate d'Italia, riconosciuta da Legambiente come la città con il mare più bello del 2026. La consegna della menzione è avvenuta a Venezia. Integrità del paesaggio e la qualità del mare da tempo ormai affascinano tanti turisti e tanti visitatori. Il servizio di Laura Spanò. È Custonaci, in provincia di Trapani, la città con il mare più bello 2026 della Sicilia. La menzione arriva da Legambiente, che ha premiato la città trapanese a Venezia. Assieme a Custonaci premiate altre 8 amministrazioni locali provenienti da tutta Italia che si sono contraddistinte in questi anni per iniziative o attività meritori dal punto di vista turistico e ambientale. I vertici nazionali di Legambiente hanno deciso di premiare il comune di Custonaci per l'importante lavoro di rivalutazione dell'identità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, per i progetti di sviluppo del turismo sostenibile e di protezione ambientale, per il percorso di innovazione progettuale che il comune già da tempo ha intrapreso. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Fonte. La città di Custonaci è stata insignita di questo bellissimo titolo, il mare più bello 2026. 8 comuni, l'unico siciliano è il nostro, è un motivo certamente di orgoglio, ma è l'idea che ci sia un percorso che è stato tracciato ma che deve essere perseguito e portato avanti anche nei prossimi anni, attraverso una squadra amministrativa che veramente sta spendendo per far crescere tutto il nostro litorale, la concezione del mare come elemento del paesaggio dal punto di vista naturalistico, della sua fruizione, nelle migliorie dal punto di vista visivo, iniziata dal parco giochi per i bambini, piuttosto che dal MAC, Museo di Arte Contemporanea in riva al mare, e tanti lavori che si stanno realizzando, l'efficientamento energetico nella piazza centrale, tutto quello che ruota attorno. Quindi è un percorso avviato che vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni per raggiungere ulteriori obiettivi. Complimenti a Custonaci. Adesso andiamo ad Acireale, perché le suggestioni dell'alba nella splendida cornice della Villa Belvedere hanno salutato l'arrivo dell'estate con lo spettacolo I Mangianastri raccontano. De André, il servizio. Ecco la prima alba dell'estate con le suggestioni della musica alla Villa Belvedere di Acireale. A partire dalle 5:30, mentre le prime luci del giorno illuminavano il panorama, il pubblico ha salutato l'ingresso della bella stagione. Sulle note dello spettacolo I Mangianastri raccontano De André. Solco lungo il viso come una specie di sorriso. Sul
simbolico palco con vista mare e con il sole che faceva capolino, Mimì Sterrantino, voce e chitarra, Salverico Cutuli, fisarmoniche e Riccardo Gerbino, percussioni, hanno proposto un inedito viaggio attraverso alcune delle canzoni più rappresentative del cantautore genovese, alternando la musica al racconto dei contesti storici e culturali che hanno accompagnato la nascita dei suoi brani. Lì venne Stelli con un tamburello, ma il bosco era scuro, l'erba gialla, i teatri. L'iniziativa ha così rinnovato il tradizionale appuntamento con la festa della musica, celebrando il valore universale delle note attraverso uno dei momenti più attesi dell'inizio dell'estate, quello del solstizio. E adesso la musica, sold out a Messina per l'unica tappa siciliana del tour mondiale di Eros Ramazzotti. Ci racconta com'è andata Emanuela Corsi. Sono i ragazzi di oggi, anime nella città. Non solo ragazzi di oggi, tra i 40.000 spettatori che hanno preso parte al concerto di Eros Ramazzotti al Franco Scoglio di Messina, tappa siciliana di Una storia importante World Tour. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. 2 ore di grande spettacolo nelle quali l'artista romano ha proposto i brani del nuovo album accompagnati dai grandi successi di oltre 40 anni di carriera. Una terra promessa, un mondo diverso dove c'è i nostri pensieri. Un imponente palco di quasi 500 metri quadrati, 5 maxi schermi e 2 passerelle che hanno permesso al cantante di avvicinarsi ed interagire da vicino con il pubblico. Vorrei sulle labbra rosse che ha, vorrei sentire. Ramazzotti, tra gli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, ha duettato con star del calibro di Tina Turner, Cher, Alicia Keys, Anastasia e Ricky Martin. Siamo fuoco nel fuoco noi. E dopo Eros ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio con il nodo allenatore del Catania. Bentornati in diretta nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo la pagina del calcio. Il Catania ha da sciogliere il nodo allenatore. La dirigenza rossazzurra ritorna al casting per la panchina Longo e Gorgone, i nomi più accreditati in questo momento. Il servizio di Marco Carli. Avanti un altro, il Catania, recepita la virata di De Giorgio verso Empoli, deve chiudere con un'alternativa. Il progetto, che si vorrebbe biennale, non può ovviamente prescindere da una guida in panchina, da una rosa da modificare e da ringiovanire, alla ricerca di un'espressione di gioco migliore. E allora si guarda i nomi con l'obiettivo di risolvere a ora un toto allenatore che sta diventando estenuante. Partiamo da Giorgio Gorgone, vice con Stellone in panchina in varie piazze, poi capo allenatore per 2 anni a Lucca e la scorsa stagione a Pescara in B, con una squadra in grande difficoltà che da debuttante ha provato a salvare con un mese di marzo super, ma senza riuscirci, crollando nel finale. Allenatore elastico, negli ultimi anni ha giocato a 3, ma a Pescara da febbraio ha virato sulla linea a 4. Calcio propositivo come quello di Emilio Longo, giocava bene il suo Picerno come il suo Crotone, soprattutto l'ultimo anno. Partito dal 4-2-3-1, l'ha cambiato in 4-3-3 dopo il mercato di gennaio, crescendo nella qualità del gioco. È stato vicinissimo al Foggia, ma ora le cose potrebbero anche cambiare. Sullo sfondo ancora Diana o Troise. Dopo 2 trattative arenate, il Catania cerca la terza strada con l'obiettivo di arrivarci il prima possibile, anche perché Varrà poi sarà chiamato ad un lavoro non facile sul mercato, per l'alto numero di giocatori in rosa e per provare ad abbassare monte ingaggi e trovare qualche giovane interessante, in una stagione che non è ancora partita, ma pare già complicata. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale per questa edizione finisce qui e non ci resta che salutarvi, e ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di domenica a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.